Le morti sul lavoro è la campagna del tesseramento della UIL di quest'anno. Noi abbiamo iniziato da subito, è un problema che ci portiamo da tanto tempo, zero morti sul lavoro è la nostra campagna, si è chiusa non la campagna della UIL ma insieme il sindacato il 20 di luglio abbiamo fatto una manifestazione a Vicenza. Nel primo anno di bilancio come segretario generale, Toigo evidenzia l'importanza di agire come sindacato nel contrastare le morti sul lavoro. C'è la necessità di riprendere il tavolo con la Regione di un accordo che avevamo fatto nel 2018, purtroppo la Regione è un po' silenziosa, un po' lenta su questo e i morti purtroppo non aspettano. I numeri che abbiamo davanti, questa dopo pandemia, questa ripresa, questa voglia esagerata di recuperare in poco tempo il fatturato perduto ha fatto dei numeri per quello che riguarda il Veneto troppo importanti. Per questo la UIL lancia un chiaro messaggio alla Regione. Noi abbiamo scritto come CGIL, CISL e UIL più volte alla Regione per avere questo tavolo. La risposta c'è stata nel dire prima possibile, ma quel prima possibile è sempre troppo tardi. Noi abbiamo bisogno di prendere in mano il protocollo, di migliorarlo, di crederci, perché solo se ci crediamo con velocità possiamo fare qualcosa, altrimenti sono solo chiacchiere. È impossibile dire ogni volta che muore qualcuno non bisognava, non deve succedere, basta, bisogna fare le cose.